dell'attualità. Per portare la storia nell'attualità credo sia indispensabile chiedere al presidente regionale del CAI di dircelo. Francesco. Grazie. Prima di tutto un saluto, un abbraccio a tutte le sezioni del Veneto che sono qui oggi. Grazie a voi per questa meravigliosa presenza. Grazie. Non sappiamo esattamente quale sia il gruppo più numeroso, al momento sembra in testa San Piero, ma nell'ombra il segretario sta conteggiando accuratamente le presenze e alla fine dirà il verdetto. Grazie a voi del Veneto, ma grazie anche agli ospiti che abbiamo. Ci sono le presenze friulane, ci sono le sezioni della Carnia, c'è le sezioni della Venezia Giulia e giù fino a Fiume arriviamo. Grazie al Soccorso Alpino, grazie all'Associazione delle Guide per essere qui con noi. Grazie a tutti. Grazie alla città di Cortina, grazie alla sezione, grazie all'amministrazione che ci hanno ospitato, che ci hanno offerto la piazza per questo ritrovo. Mi corre l'obbligo, ma è senz'altro anche un piacere, leggere un messaggio. È il messaggio che ci giunge da Luca Zaia, il governatore della regione del Veneto, che ci manda un messaggio particolarmente significativo. Dice questo: le nostre montagne, di cui oggi ricordate l'epopea, sono state al tempo stesso laboratorio sociale, ricerca scientifica, avventura sportiva e ardimento di coraggiosi, che sfidando gravità e leggi della fisica aprivano nuove vie e sperimentavano nuove tecniche. Perché l'alpinismo non è soltanto pratica sportiva, ma conoscenza di sé, condivisione di gioie e sofferenze, sacrificio, consapevolezza dei propri limiti, ma anche desiderio di superamento. Ecco perché meritoria è la vostra opera di memoria di una storia che accomuna tutte le genti venete. Credo sia un messaggio particolarmente significativo e importante.